Ciao amici e benvenuti. Oggi insieme andremo alla scoperta di una meravigliosa destinazione, il suggestivo paese di Thiene e il suo incantevole castello. Ma prima di iniziare questo viaggio ti invito a iscriverti al canale e a lasciare un like se il video ti è piaciuto. Ogni vostro supporto è fondamentale per la crescita di questa community. E adesso iniziamo. Thiene è una suggestiva città italiana situata nella regione del Veneto, precisamente in provincia di Vicenza. Questo affascinante comune si trova a circa 60 km a nord-ovest di Venezia e vanta una popolazione di circa 25.000 abitanti. Ma una delle caratteristiche che rende Thiene rinomata è il suo patrimonio storico-culturale. Il centro storico della città è un vero e proprio scrigno di preziosi edifici che testimoniano l'antica grandezza di questa località. Tra questi spicca il famoso Castello di Thiene, un autentico simbolo della città che incanta i visitatori con la sua imponente architettura. Mentre mi addentro nel centro storico di questa meravigliosa città, vengo avvolto da una sensazione di antica grandezza. La storia di questo luogo è palpabile ad ogni passo. Camminando lungo le strade acciottolate, mi ritrovo ad attraversare la piazza principale, dove si erge una piccola chiesetta rossa. Questo edificio, costruito nel lontano 1476, era la cappella gentilizia del Castello di Thiene, un vero e proprio esempio di architettura gotica, che testimonia il ricco patrimonio storico di questa città. Continuando il mio percorso, ho ammirato gli intricati dettagli architettonici dei palazzi. Ogni finestra, ogni arco, ogni decorazione è il risultato di un'abilità artigianale straordinaria. Testimoni silenziosi di un passato glorioso e della passione degli artisti che li hanno creati. Quel giorno ho preso la decisione di recarmi a Thiene in quanto era la giornata nazionale dell'Associazione delle Dimore Storiche. Questo significava che si poteva entrare gratuitamente in diversi palazzi e luoghi storici. Ho iniziato la mia visita dal Palazzo Cornaggia, una splendida dimora di campagna in stile gotico veneziano, costruita da Domenico Veneziano nel 1470 su commissione della famiglia Thiene. Attualmente di proprietà del comune, che ne ha trasformato una parte in biblioteca civica. La visita prevedeva anche l'ingresso alla chiesa di San Girolamo, dove si trovano interessanti affreschi, ma purtroppo erano in corso le comunioni, quindi non è stato possibile accedervi. Tuttavia, ho avuto l'opportunità di visitare l'antica ghiacciaia, che si trova praticamente nel giardino del palazzo. Questa struttura è stata in parte restaurata e può essere visitata oggi. Sono rimasto colpito quando sono entrato al suo interno, poiché c'era un'aria fresca e refrigerante, in netto contrasto con la calda giornata estiva che c'era fuori. Terminata la visita di questo punto di interesse, mi sono diretto verso il centro del paese e ho ammirato alcuni antichi palazzi lungo il percorso. Erano veramente belli, a testimonianza di un passato glorioso. Poi mi sono diretto verso il castello, dove avevo già prenotato la visita al suo interno. Sono rimasto estasiato dall'ampia piazza che si apre di fronte a esso, dominata dal maestoso campanile del Duomo.
Benvenuti in Villa Porto Colleoni, noto anche come il Castello di Thiene, un'importante residenza storica situata nel comune di Thiene, in provincia di Vicenza. Questa villa fu costruita nel XVI secolo dalla potente e influente famiglia Colleoni, che all'epoca era una delle più importanti famiglie nobili della città. Il complesso si distingue per il suo design rinascimentale con elementi di stile palladiano. All'interno della villa si possono ammirare splendidi saloni affrescati e camere decorate, testimoni di un ricco patrimonio artistico. Gli interni riflettono lusso e opulenza, tipici delle dimore nobiliari dell'epoca. Oggi la villa è aperta al pubblico e ospita eventi culturali, mostre e visite guidate. È anche possibile affittare gli spazi per matrimoni, ricevimenti e altre occasioni speciali. Questa villa rappresenta una testimonianza storica e artistica di grande importanza nel patrimonio italiano e attira visitatori da tutto il mondo. La famiglia Colleoni mantenne la proprietà per 3 generazioni, fino al 1918, quando passò definitivamente alla famiglia di Thiene, l'attuale proprietaria del castello. Durante la mia visita ho avuto l'opportunità di esplorare il piano terra e il piano nobile, arredato al secondo piano. Infine ho ammirato la scuderia, costruita nella prima metà del XVIII secolo da Francesco Muttoni, che presenta ben 32 stalli, 16 per lato. Questa parte della villa mi ha particolarmente colpito, rappresentando un esempio straordinario di razionalismo illuminista con dettagli estremamente elaborati. È interessante notare che Villa Porto Colleoni è stata utilizzata come location per alcune scene del film Il mercante di Venezia, con il famoso attore Al Pacino, ma ha anche ospitato altre produzioni cinematografiche e pubblicitarie. E così si conclude il nostro viaggio attraverso la storia e la bellezza di Thiene e del suo meraviglioso castello. Spero che questo video abbia suscitato in te un senso di meraviglia e curiosità per i tesori nascosti di questa città. Mi piacerebbe sapere cosa ti ha colpito di più in questo video, lasciami qui sotto un commento. Se hai apprezzato questa esperienza e desideri rimanere aggiornato sui miei prossimi video, ti invito a iscriverti al canale. In questo modo potrai essere il primo a scoprire nuove destinazioni affascinanti e a partecipare ai futuri viaggi virtuali. Ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!